Ombelli, centro commerciale Auchan di Sant'Agila. Oggi 8 maggio, tanti ragazzi e tante famiglie incontreranno Greta Menchi che firmerà il suo nuovo libro. Vi sentiamo, siete carichissime, pronte ad incontrare Greta? Cosa chiederete a Greta? Non lo so. Mi vuoi sposare? Sì, la voglio sposare. Cioè, siamo troppo felici. Dobbiamo... Finalmente! Gli chiedo se mi adotta. Gli chiedo se mi adotta. Quindi c'è chi vuole diventare figlia di Greta, essere adottata, e chi la vuole sposare. La voglio portare a casa. Perché vi piace Greta? Perché Greta è una persona che... Cioè, una persona può trarre tanta ispirazione da Greta perché è una persona davvero fantastica che aiuta persone che hanno anche difficoltà e riesce sempre a darci il sorriso. Ho sentito fa ridere. Sì, ridere molto. So che ha comunque argomenti veritieri. Sì, che affrontiamo noi tutti i giorni, insomma. Un esempio. Perché ci capisce i disagi che... Cosa succede in pullman? La gente che ti spinge, che scorreggia, a volte, che puzza, le persone che magari ti spingono per passare prima. Sì, che puzzano, quando alzano il braccio si apprendono così puzzano e quindi parla di varie cose, quelle che affrontiamo anche noi ragazze. Sì. Poi comunque parla anche della scuola, perché comunque lei l'ha affrontato e quindi ci capisce, poi parla anche tipo dei problemi di essere fan, perché anche lei comunque è fan di molte persone e quindi ci capisce. Faccio una domanda. Raccontaci! Ma comunque... Perché ti piace Greta? Perché è simpatica e intrattiene, riesce a prendermi, mi medesimo in lei, la sento vicina anche se è lontana. Che cos'hai di simile a Greta? Non lo so, siamo tutte disagiate. La mai una gioia. Sì, la mai una gioia. In che senso il disagio? Perché praticamente scleriamo per tutto e non siamo molto normali noi di testa. Ma un po' di ansia ogni tanto ci vuole, no? Sempre, quella sempre. Appena mi sveglio arriva l'ansia che mi dice c'è l'ansia e sta arrivando, qualunque cosa. L'ansia, tu vivi con l'ansia. L'ansia che succeda qualcosa, quando mi alzo l'ansia che cado dappertutto. Nel pullman ho paura che mi stuprino qualcuno. Ma se poi la trasformiamo in adrenalina è qualcosa di positivo. Certo. Poi c'è molta gente che è arrivata da stamattina presto, tipo noi 4 ci siamo da presto. Da che ora ci siete? Noi ci siamo svegliate alla prima, io sono arrivata meno 5. Avete messo le tende qui, insomma? Sì, abbiamo dormito anche qua. Ci siamo svegliate alle 5 del mattino, allora io sono qua. Voi da che ora ci siete? Ce lo fate? Ce lo fate un saluto per Greta? Ed eccola qui, lei è Claudia, colei che presenterà Greta. La presenterò io? Sì, sono prontissima. Quanti siete? Piacere mio. Oh, tutti quanti, se avete il cellulare iscrivetevi subito alla pagina Facebook di Auchan, perché benissimo, perché tutte le foto e anche tutto quello che sta capitando sarà pubblicizzato pure lì, ok? Cosa significa intervistare Greta, conoscerla dal vivo? Guarda, io la conosco già, se non dal vivo quasi, perché c'è mia figlia che tutti i giorni se la guarda, se la riguarda, non si annoia a ascoltare che parla, perché Greta è proprio molto trascinante, quindi sì, sono proprio contenta. Greta, aio! Greta, aio! Greta, aio! Greta, aio! Greta, aio! Greta, aio! Nadia Ombelli, responsabile dei centri commerciali Auchan della Sardegna, dei 4 centri commerciali. Oggi ci troviamo al centro commerciale Auchan di Sant'Agila e tanti ragazzi, tante famiglie incontreranno Greta Menchi. Cosa significa per il centro commerciale Auchan incontrare Greta Menchi? Beh, vuol dire aprire il centro commerciale alla piazza. Il centro commerciale non è più solo luogo di shopping, ma è una piazza che è aperta a tutti, è un cuore pulsante. Portare qui oggi Greta Menchi vuol dire proprio far riunire le famiglie al centro commerciale, non solo per fare shopping, ma proprio per dare qualcosa di più. Forse non è un caso che questo evento capiti proprio il giorno della festa della mamma, l'8 maggio. Sì, è proprio per dire un grazie a tutte le mamme. Io sono una mamma e cosa c'è di più bello di vedere la propria figlia contenta perché il proprio idolo è qui a Cagliari Sant'Agila. Quindi proprio un grazie a tutte le mamme.
questo è un evento legato soprattutto ai giovani e a valorizzarli. A valorizzarli e soprattutto oggi possono veramente dire io ci sono, io sono protagonista. Questi firmacopie, siamo partiti dall'anno scorso a fare questi firmacopie con tutta una serie di artisti e di cantanti. Oggi abbiamo Greta Menchi e poi a fine maggio avremo Renga. Quindi questo è molto importante, nel senso che comunque Auchan non è semplicemente un centro commerciale ma un luogo dove le famiglie si possono ritrovare. Dove le famiglie si possono ritrovare e dove anche i ragazzi oggi possono veramente avere un'opportunità. Noi siamo partiti con un grande contest, abbiamo avuto tantissime iscrizioni, fate conto che oggi abbiamo 3 gallerie su questo contest, tra cui Cagliari e Sant'Agilla, abbiamo ricevuto circa 200 iscrizioni di contest e nel prossimo mese avremo qui le tappe per le selezioni. Con questo non vogliamo proporre grandi artisti, ma vogliamo proprio far uscire i giovani cantanti sardi che grazie al centro commerciale Auchan Cagliari e Sant'Agilla possono avere un'opportunità di successo. Dove è possibile trovare il ricco calendario di eventi di Auchan? Sulla nostra pagina Facebook, è sempre ricca, piena di fotografie, piena di novità e comunica sempre tutti i grandi eventi. Quindi lo possiamo dire, mettete un like e seguiteci. Assolutamente sì, seguiteci, metteteci piace e soprattutto dateci i vostri commenti. Sono accorsi in tantissimi per incontrare Greta Menchi, siete carichi? Siamo pronte, qui da stamattina, io sono qui con mia figlia, felice. Quindi addirittura a prendere la fila da stamattina. Uno cerca di seguire, no? E quali sono le tendenze dei propri figli. Io ho 50 anni, andavo a sentire i Duran Duran e a 16 anni ero così. E quindi sono le tendenze, bisogna seguirle, è importante capire che cosa leggono, che cosa sentono, che cosa ascoltano. Questo vuol dire seguire i figli. Oggi è la festa delle mamme e io sono felice di seguire mia figlia nelle sue mode, nelle sue tendenze, è normale. È un rispecchiarsi, è una gioventù che si rispecchia in questi youtuber, perché altrimenti non si spiegherebbe questo fenomeno. Non sono dei divi, sono dei ragazzi come loro che studiano, vanno a scuola, che hanno le stesse problematiche, quindi il fatto di questo successo è per questo, non si spiegherebbe altrimenti. Siete pronti a far firmare il libro? Sì, siamo contenti di essere qua perché comunque diciamo che siamo qua da stamattina aspettando che lei arrivi. Secondo me il motivo che ha così tanti seguaci è anche perché la musica comunque ha gli stessi hobby e gli stessi interessi di tanti altri ragazzi e quindi io come tante altre ragazze ci riconosciamo in lei anche perché abbiamo gli stessi problemi, i primi amori, l'adolescenza comunque ha tanti problemi e il fatto che lei affronti in questi video questi problemi e quindi dia anche dei consigli delle volte è favorevole per le ragazze che appunto trovano come si può dire quasi un modello da seguire, ecco, il suo modo di fare. Poter seguire gratuitamente questo evento, che cosa significa? È una bella cosa per i ragazzini perché insomma, è una bella manifestazione. Poi abbiamo qui vorremmo far parlare anche lui. Ti piace Greta? Lei sta aspettando la padroncina che è in fila dalle 10 di questa mattina e vuole vederla sul palco. Va bene, allora la vedremo sul palco. Cosa dici? Sì, è d'accordo. D'accordo? È d'accordo, sì, ha detto sì. Ma perché le vostre figlie seguono Greta? Che cosa ha di speciale? Devi intervistare sicuramente loro. Tu pensa che mia figlia è ingessata ed è fuori da stamattina alle 10 che fa la fila. Ancora qualche minuto, fra poco arriva Greta. Un saluto per Greta! Cosa volete dire a Greta? Che l'adoro. L'amiamo. Anche tu la ami? Sì, tantissimo. Questo giorno da quando sono nata forse. E quindi è un sogno che si realizza, la incontrerai? Oddio. Cosa volete dire a Greta? È il mio idolo. Ti adoriamo. Ciao. Ciao.
pronta a farti firmare il libro? Sì, Perché ti piace Greta? perché è naturale e non si monta mai la testa e rimane sempre con i piedi per terra, nonostante tutto. Potrebbe essere una ragazza come te. Sì. Vieni qua. Vieni. Quanto pubblico urlavano, ma sono ore che ti aspettano, scommetto per il poetto. Ero sul mare, sono felicissima perché magari grazie a tutti i genitori che sono qua, ma io in Sardegna ci sono praticamente nata, io sono troppo felice, sono veramente felice perché siete proprio delle persone di cuore, io vi voglio proprio bene. E guarda, ti sta commuovendo, Greta ti sta commuovendo. Non so, di solito chiacchiero un botto, agli eventi chiacchiero un sacco, però essere in Sardegna è proprio, non lo so, non ve lo so spiegare, però sono proprio felice, grazie dell'accoglienza. Poi ci sono i ragazzi fuori da stamattina, non mi va di farli stare fuori così e aspettare, quindi iniziamo. Andiamo un attimo a salutare anche tutta la folla che stava aspettando da ore. Greta Lunghi! Stiamo quasi sentendo male, guarda. Benissimo, allora si parte col firmacopie. Sì, Greta. Allora, prima di tutto a che ora sei arrivata? Sei arrivata oggi? Per pranzo sono arrivata, sì. Poi sono arrivata in aeroporto, c'era un sacco di ragazzi. Hanno portato anche la bandiera sarda con i 4 mori, io emozionatissima. Hai assaggiato di sardo qualche nostro cibo tipico? Io sono esperta, io fan delle serate, ma io vengo veramente da quando sono nata. Cioè, a parte scherzi, la mia migliore amica si chiama Anna Fazzato, ha 83 anni, Cioè, io ragazzi, che mica è uno scherzo, sono andata in vigna da lei a Tempio Pausania con la macchinetta, c'è una signora di 80 anni che guida la macchinetta che va in vigna. Ne so di storie, Ma secondo te, qual è il segreto del tuo grande successo? Ma io una cosa che dico sempre è che penso che internet, a differenza della televisione, no? Cioè non mette una grande barriera, perché comunque se io non so, tipo la D'Urso che parla sul canale 5 e c'ha una luce in faccia che è proprio bellissima. Io parlo dalla mia stanza, quindi forse le persone si sentono anche più vicine a me. Poi non racconto di una vita così lontana, no? Parlo di una quotidianità, quindi penso anche che le persone si rivedano in una vita vera, no? Perché di solito su internet si vedono tutte cose meravigliose, no? Tutto sogno, e poi bam, in 2 giorni scopri che Jay-Z ha tradito Beyoncé eppure Brad Pitt e Angelina Jolie. Allora poi realizzi che c'è qualcosa che non va e quindi noi parliamo di cose vere, So che canti anche, anzi lo so perché ogni tanto ti sento cantare.
ogni tanto cantare, cioè, penso che la musica, cantare, no? È un modo per esprimere le emozioni, perché poi se le emozioni le esprimi a parole non riuscirai mai davvero a far sentire a un'altra persona quello che senti, no? Però già attraverso la musica ci riesci, quindi la musica è una parte fondamentale della vita, quindi mi piace anche cantare, sì. Sì, qui hanno in tanti già comprato il tuo libro, intanto vediamo pure che ti hanno dedicato dei cartelloni. E che ancora non l'hai comprato, dici qualcosa su questo libro. Il mio libro è sbagliato, ovviamente, non essendo io una scrittrice e avendo rispetto per chi fa lo scrittore di mestiere, non volevo creare altre aspettative. Si chiama Il mio libro sbagliato perché è un po' il mio mondo su carta, e quindi quello che sento, quello che vedo, le cose a modo mio le ho raccontate nel mio libro, ed è una cosa che ho fatto io, non c'è stato qualcuno che me l'ha scritto, l'ho fatto io piano al computer, e ci è voluto un sacco di tempo, perché da quando mi è stato proposto di fare un libro è passato 1 anno e mezzo e io ne ho passate tante, belle e brutte, e poi i ragazzi lo sanno, e quindi ci siamo. Ecco, ci siamo, quindi adesso ti lascio, iniziamo il firmacopie. Guarda intanto l'obiettivo.
di Greta. Esatto. Greta, ci vediamo a casa! Greta, vieni da noi! Vedrete che fra poco Sì, fra poco! piano piano ci arriverete. Ce la possiamo fare! Ce la farete. Sei bellissima, sei tutta la nostra vita! Tingiti i capelli di blu! Greta, sei la mia vita! Veramente è la migliore super! È vero! L'amiamo con tutto il cuore! L'amiamo con tutto il cuore! Greta, ti amiamo tantissimo! Cosa vi piace di più? È bellissima! È bellissima la tua vita! Vorrei essere quella in questo momento sempre! Tutto! Lei è perfetta! Non posso avvicinare il microfono là. Sei bellissima, sei la mia vita. Greta, poi alla fine i tuoi fan sono tutti qua fuori. Dentro ci sono i genitori, quindi qua c'è tanto calore. È impossibile non conoscere Greta, è bellissima. Appunto, lei è perfetta. Fare di tutto per lei, anche per vederla solo 5 minuti in questo momento, fare di tutto. Ma secondo voi avrà la pazienza di aspettare che tutti quanti? Certo. Se ci vuole davvero bene. Secondo me, visto che Greta è così carina e gentile, secondo me aspetterebbe per noi. E poi lei è disponibilissima. Appunto, lei ci tiene ai suoi fan, come noi teniamo a lei. Devo dire però che ha buoni gusti in fatto di musica. No, lei ha buoni gusti in tutto. Ecco. È proprio perfetta. Sì, è perfetta. Sembra un alieno! Non è un alieno. Non è un alieno, è solo un essere umano che tutti vorremmo con cui vorremmo tutti vivere. Fantastica! La dea di YouTube. La dea di YouTube. La dea di YouTube. Sì, la più brava della YouTube. Voglio i capelli come i tuoi! Fa sempre ridere, ci dà un consiglio anche alla scuola. Sembra una sorella. Sì. È come un'amica. Vabbè sì, anche se su YouTube. Riesce a starci accanto, riesce a stare accanto a tutti nello stesso A tutte queste persone. Anche attraverso i video. Poco ed è una cosa... non si può dire perché non so come reagirò. Sono felice molto. Coltivatrice di Oreo. di Oreo. Dei biscotti. Mi ha accettato la richiesta di matrimonio. Anche a me Greta, ti aspetto per il matrimonio. Ma Greta è femmina. Per lei tutto. La Sardegna l'ama, deve tornare per forza. Sì. Allora, io vengo ad ogni film a coppie possibile. Sono andata alla maggior parte, infatti mi conoscono tutti, sono felice di essere qui da Greta, dai, in teoria la seguo da 3 anni, è tanto, L'ho vista alla Costa Smeralda quando è venuta in vacanza, l'ho vista anche a Milano al concerto degli One Direction, però questa è una cosa a parte. Che va bene.
femminile, però cioè, tutti noi abbiamo il lato femminile dentro di noi. Quindi niente, quindi siamo qui perché comunque è una bella ragazza, la seguiamo da tanto tempo. Basta. Ma tutto il suo successo, secondo voi, è dovuto alla bellezza? No, è brava. Sì, è una brava ragazza. È una brava comunicatrice? Oppure Sì. No, ha molto merita, non merita carisma, veramente. molto carisma. Ma che tipo... Sono stanca, non ho mangiato, non ho dormito. Ma voglio Greta! Siamo tutte qui per te! Greta! You still want me when no one else was ever behind me. All these lights, this is like me. In your love, nobody can drag me down. Nobody can drag me down. Nobody can drag me down. Quando carica qualcosa, Notifiche subito arrivano. Generalmente a che ora carica? di solito anche di notte, verso le 2 su Twitter soprattutto. E tipo il telefono e io subito, Greta Venchi, subito ciao. E lei non è un idolo ideale, ma ci fa vedere i suoi difetti veri. Ed è quello che vediamo noi, che è veramente non è un ideale, è reale lei, anche dietro uno schermo, parla senza paura di dire quello che pensa. No, vabbè, semplicemente che è una persona fantastica e che riesce a tirare sul morale a tutti, anche quando sono proprio tristi e neanche i genitori riescono a farci sorridere, è l'unica che riesce a strapparci un sorriso, una risata ogni volta. Sì, è una persona vera, non è quel prototipo di persona che sono molte persone. Come tipo altri youtubers che si preparano una scaletta prima e quindi fanno tutto come se fosse un film. E invece lei prende la telecamera, la mette sulla scrivania, su qualunque cosa e parla. Guardare il suo video mi aiutava a sorridere, quindi volevo solo dire grazie e che la mia vita è che la amo. Allora, io l'adoro perché guardo da molto i suoi video, è la prima youtuber che ho guardato e fa video diversi, cioè nel senso fa anche lei video in cui fa ridere così ma parla anche di cose serie, importanti e niente, mi piace tantissimo, è l'unica youtuber per cui andrei ad un incontro così, l'adoro. Da quanti anni? Per lei è una cosa bellissima, per quanto per noi possa sembrare assurdo, non essendo un cantante, non è artista, però per loro è importante quanto un artista. È proprio una star per lei. Sì, davvero, è vero, sono tutte emozionatissime, escono piangendo, cioè, però le capisco, fa molto piacere, c'è gente che c'è stamattina presto, quindi insomma, complimenti a Greta per attirare così tanti consensi tra gli adolescenti, ma poi copre una fascia molto ampia, ho visto bambini dai 6 anni fino ai 20 praticamente. Quindi insomma è abbastanza apprezzata evidentemente. The winner is... Arriva. Le ultime. Oh, ciao, come state? Guardate lui, vieni di qua. Noi tutti a cena. No, niente minestrone. Facciamo un grande applauso a Greta. È stanca?
Una settimana che film, un pochetto di cose, ma saranno stanchi pure loro che si è fatto tardi. Hanno preso freddo, raga, siamo tutti stanchi, però siamo felici, vero? Almeno. Prendo le mie cosine, se avete voglia se ne andiamo a cena. Facciamo un paio, tanto ce lo possiamo permettere. Allora, un attimo. Ora.